è sinonimo di Fluent. Fluent cosa significa e in che modo ci troviamo esattamente? Fluent è sinonimo di ricerca per Ungaro. Da quando l'azienda è nata non ha fatto altro che sfornare brevetti. Fluent è la radice del nostro credo, perché Fluent significa fascio tubiero per lo scambio termico, significa poca acqua, significa la possibilità di utilizzare una temperatura scorrevole, quindi un generatore sempre capace di star dietro alle richieste dell'abitazione, alle richieste di calore dell'abitazione, che cambiano ogni giorno tra mattina e sera, ogni giorno in una settimana, ogni mese di una stagione, quindi non è sufficiente accendere una caldaia per fare del calore, ma capire quanto calore fare per razionalizzare il consumo di una risorsa sì rinnovabile, ma appunto preziosa. La rivoluzione è stato farlo con i prodotti a pellet, perché è una caldaia, sono dei prodotti che si installano così come si fa con una caldaia a gas, a differenza del sistema tradizionale che ha sempre bisogno di una impiantistica dedicata che occupa spazio e ovviamente richiede risorse economiche. Nel nostro caso è un prodotto, sono dei prodotti che danno la possibilità di essere installati banalmente per chi è del settore, ha dei collettori di riscaldamento, assicurano una risposta rapida alle esigenze di calore della casa e ovviamente, come dicevo prima, quindi ottimizzando i consumi, che è quello che poi maggiormente ci interessa. Ulteriore step all'interno del mondo ungaro è una naturale evoluzione che si chiama sistema tubo air, ovvero sia? È stato il modo che la Ungaro ha trovato per lasciare la propria firma anche nel mercato dell'aria. Abbiamo un girofumi particolare, quindi abbiamo un triplo girofumi all'interno dei nostri prodotti ad aria che assicurano, anche in questo caso perché con Ungaro non può essere altrimenti, alti rendimenti, il miglior consumo per quanto riguarda le risorse rinnovabili e un riscaldamento questa volta locale o canalizzabile, perché su tutti quanti i nostri prodotti ad aria abbiamo delle ventole che soffiano aria all'interno del locale di installazione e c'è la possibilità anche di installare delle ulteriori ventole che possano canalizzare il calore prodotto negli altri ambienti attraverso il fluire dell'aria calda. Ecco, perché l'ideazione di questo sistema, chi ne aveva bisogno e qual è l'esigenza che si è andata a soddisfare e soprattutto a chi si rivolge? Dunque, la linea che si è creata è una linea slim principalmente, è un tipo di riscaldamento che si propone a delle superfici più ridotte rispetto a delle case più grandi, quindi stiamo parlando di case fino ai 90-100 metri quadri. E ovviamente in spazi così ridotti c'è bisogno di offrire delle soluzioni che occupino poco spazio e questa è la nostra mission in questo senso. Sono delle macchine che hanno 32 cm di spessore o giù di lì, delle installazioni che sono possibili da fare quasi attaccate al muro. Io da tecnico insomma mi mantengo sempre un piccolo margine, chiaramente per quanto è necessario i collegamenti, però sono le macchine che poi dal fronte possono essere completamente manutenute, quindi non richiedono alcuno spazio aggiuntivo. Se c'è poco spazio noi entriamo, non c'è nessun problema e facciamo tutto il calore di cui c'è bisogno. L'ultima frontiera di Ungaro è una frontiera che guarda un futuro prossimo ed è un progetto di cogenerazione. Di che cosa parliamo esattamente? Riprendo un po' un logo di qualche tempo fa sulle nostre magliette che era Ungaro ci bolle il cervello. In effetti c'è un cervello che non riposa mai e la frontiera che abbiamo individuato in questo momento è quello oltre la produzione termica della quale ormai siamo esperti, prendo questa immodestia. Abbiamo cercato di varcare la soglia della produzione di energia elettrica attraverso una caldaia che faccia contemporaneamente, quindi chiaramente riscaldamento per gli ambienti e energia elettrica. Stiamo sfruttando delle energie per quanto più possibile, come dire, a chilometro zero, quindi abbiamo un generatore che promette di isolare la casa da altre fonti energetiche, perché attraverso l'utilizzo del pellet, quindi una risorsa rinnovabile, riusciamo a produrre il calore che è necessario e l'energia elettrica di cui ha bisogno una batteria che viene allegata al prodotto, che viene caricata e poi utilizzata secondo i fabbisogni dell'abitazione. Per
essere ancora più sostenibili. Il progetto è prossimo al futuro. Quali sono i punti critici, punti a favore e punti a disfavore della realizzazione di questo progetto, diciamo a pieno regime? Ovviamente non sarà un prodotto, come dire, la prima cosa che mi viene in mente come negativo è che sarà sicuramente un prodotto non a larghissima diffusione, perché sicuramente il listino non sarà dei più accessibili. Qui stiamo parlando dell'insieme del top per quanto ci riguarda, per la parte termica e soprattutto per la componente elettrica, quindi non sarà su larga scala, sarà un prodotto tagliato su misura su delle esigenze particolari. Mi viene in mente che un utilizzo in emergenza in zone in cui possa essere vietata per qualche motivo l'utilizzo dell'energia elettrica. Con un prodotto, una batteria già carica, la macchina riesce a vivere già da sola, quindi riesce a mangiare tra virgolette l'energia prodotta, che poi si autoproduce da sola, quindi scaricandola dalle batterie che ha appena caricato, e in più ovviamente offrire quell'energia elettrica che è necessaria alle utenze delle quali ormai abbiamo piene le tasche, nel senso che abbiamo il cellulare sempre in tasca che va ricaricato, anche il computer, abbiamo qualsiasi strumento che va ricaricato, e in questo senso riusciamo a offrire, oltre al calore, la possibilità con dei costi ridotti di produrre anche quell'energia che ci serve ormai per le nostre abitudini cambiate.